Certo, no, lo utilizzo, lo utilizzo. Stiamo parlando di un femminicidio, lei fa una battuta del genere, veramente. Ieri c'è stata l'invasione di napoletani a Roccaraso di nuovo. Se lei fosse da solo in un bosco, preferisce incontrare i napoletani che hanno invaso Roccaraso o un branco di tirannosauri rex? I tirannosauri. Grazie mille. I napoletani che hanno invaso Roccaraso o un branco di tirannosauri rex? I tirannosauri? Ma che scherziamo? Meglio i tirannosauri di tutta la vita. Se dovesse scegliere. Per forza. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. Vitto, voglio farti una confessione. Sono fascista. Grandissimo George che hai bombardato quegli schifosi iracheni. Ma che cazzo stai dicendo? Sono collegato da Tel Aviv, lo Stato di Israele. Vitto, ma com'è il tempo a Leopoli? C'è chiunque nella vita non ha mai sognato di almeno una volta di andare a trans. I nostri valori da mantenere. La libertà, la figa e vedi. Questo è proprio un mondo al contrario. 10 condanne per diffamazione. Cancellate il programma! No. Ma adesso non da su Radio Libertà. I barbari eleganti! Buonasera a tutti e benvenuti a una nuova puntata dei Barbari Eleganti qui su Radio Libertà. Lunedì 26 gennaio 2026, puntata numero 121, qui a parlarvi è il solito signorino della Cattolica Marco Rubeo insieme al cugino Vittorio, come sempre. Buonasera. Buonasera a tutti, e vedo che lo statale che si finge partita IVA è finalmente tornato. Dall'Iran, o forse da Napoli, dipende, in base all'audio che ci ha mandato settimana scorsa, è tornato il solo e unico signor Talebano! Buonasera a tutti. È veramente un dispiacere essere qui anche questa settimana. Ma si non è stava vero. davvero bene nella vero. ridente e soleggiata Napoli, al contrario di questi studi che sono bellissimi, ma ci lavora della gentaia, come potete non vedere. Altrettanto soleggiati. Qui Oddio, non hai il c'è la quoz, temperatura del sole qua dentro. non hai il panuozzo qua dentro, non hai il babbaga room, Ma sai che non hai il limoncello. probabilmente questa cosa in realtà non c'era, dove in realtà sono andato davvero. Aia, Perché rivelazioni. sì, ragazzi, perché in realtà alla fine c'è stato un ulteriore cambio di programma. Sì. Non sono andato nella calda Persia, ma bensì nella freddissima Groenlandia. Aia, Sì. e come mai? Perché è stato detto che 15 soldati tedeschi erano una pattuglia troppo grande da poter fermare per gli Stati Uniti d'America, e quindi mi ha detto: signor Talebano, porti tutto quello che può, le cose più grandi. In tutto questo, l'unica potenza in Groenlandia ad avere una base militare permanente sono gli Stati Uniti, quindi immagino sia molto difficile, ecco, per gli americani fermare 15 tedeschi, un inglese e 2 francesi, e la battuta continua. Ma per caso ha anche abbracciato un pinguino lì in Groenlandia? Certamente, io e lui assieme camminavamo al presidente Donald Trump con una bandiera in mano a stelle e strisce. Bellissimo. Quindi cosa ha da dire a sua discolpa? Come la vede la situazione nel mondo? Ma a me che cazzo me ne frega? No! Io faccio semplicemente il mio lavoro, vengo pagato per fare il mio lavoro. Basta. Cioè il Talebano. Ma a me non mi interessa poi cosa fanno con quegli ordigli lì. Ma cioè, poi ha rifornito le bombe Sinner soprattutto. bombe Sinner, bombe Maradona, arti ordigli che non hanno ancora un nome, credo che siano un'anticipazione per Capodanno 2027 quelli. Chiaramente potenziati, addirittura uno lo chiamavano Progetto Manhattan, una cosa del genere. No, non credo che quello fosse un film in Già lo realtà. avevamo anticipato, comunque settimana scorsa, che Oppenheimer sia andato a studiare nella ridente Federico II di Napoli per imparare i segreti della bomba atomica. Una delle migliori università al mondo, d'altronde, quindi non ci vedo nulla di male. Certo, non capisco perché Nolan abbia voluto tagliare quella parte dal film, però evidentemente Hollywood, come un po' tutto il sistema, è contro Napoli alla fine. Diciamocelo. Sì, palesemente. Diciamocelo. È tutto un grande complotto. Giusto. E sapete cos'è tutto un grande complotto? Anche il referendum della giustizia. No, allora, noi qui non siamo una trasmissione di informazione, non siamo una trasmissione giuridica, ogni tanto ci buttiamo dentro un po' di
un po' di informazione giuridica, giusto perché bisogna dare un senso a questa laurea che prima o poi Giusto si perché prenderà. bisogna dare un senso a tuo padre di far vedere che tutti i soldi spesi sono spesi bene. No, non è informazione giuridica. A me non interessa star qui a parlare del referendum sulla giustizia. Io sono favorevole, penso semplicemente che chi è contrario o è in malafede o non è abbastanza informato, ma questa è una mia opinione personale. Però vorrei porre l'attenzione, l'unica parte seria di questa puntata, su quello che è successo nell'ultima settimana, ovvero il professor Barbero, illustre storico medievista, non so come si dica, comunque esperto di Medioevo, ha pubblicato un video in cui spiegava di essere contrario al referendum sulla giustizia che si svolgerà a fine marzo e anche le motivazioni. Nell'elenco delle motivazioni ha detto delle cose che oggettivamente sono false. Una fra tutte il fatto che il governo nominerà i magistrati e i membri laici all'interno dei CSM sia per i pubblici ministeri che per i giudici, che è una cosa falsa. E come? Sarà il Parlamento. Sì, sarà il Parlamento che stilerà una lista da cui poi verranno estratti a sorte, che comunque sono possono sembrare due cose simili, ma sono due cose totalmente diverse, perché una cosa è il governo che nomina delle sue persone di fiducia all'interno di un organo della magistratura, un'altra cosa è che stila una lista da cui poi vengono estratte a sorte, ma non è questo il punto. Ha detto anche altre cose, ha portato avanti una sua versione faziosa della vicenda e dicendo anche queste informazioni false. Cosa è successo? Per carità, lui è liberissimo di dirlo. Io ho un'opinione abbastanza bassa di Barbero, nel senso che lo stimo nel suo campo di appartenenza, nel suo campo di studi, poi quando si discosta da quello dice delle cose che fa passare come dei fatti, ma in realtà sono semplicemente delle sue opinioni personali. Il punto qual è di questa vicenda? Che Meta, evidentemente Facebook, Instagram che sia, ha ricevuto delle segnalazioni per informazioni false riguardo questo video di Barbero e ha deciso di oscurare il video, cosa che ha sempre fatto ogni volta che si fa, cioè l'ha fatto durante il Covid, l'ha fatto per Capitol Hill, ogni volta che si parla di un argomento che viene segnalato come informazioni false, ripeto, soprattutto durante il Covid, tendeva a oscurare i video che contenessero delle palesi informazioni false o comunque faziose verosimili. Cos'è successo? Apriti cielo. Ma come si permette Meta di censurare Barbero? Ma come si permette Meta di fare censura? Ma Meta è pagata dai poteri forti che vogliono sia il referendum della giustizia. E leggendo una sfilza di commenti io mi sorprendo di quanta gente sia che una volta, ripeto, soprattutto durante il periodo del Covid, si ergeva paladina della verità scientifica contro le fake news e ora, pur di difendere il suo paladino Barbero e di andare contro la posizione del governo di centrodestra, si mette addirittura a difendere le fake news dicendo come si permette Meta di censurare Barbero. Quindi la domanda è: quando X ha censurato Donald Trump per aver incitato l'assalto a Capitol Hill, andava bene, mentre quando Meta censura Barbero sul referendum sulle informazioni false per il referendum della giustizia non va bene? Com'è questa storia? Dove sta la verità, signor Talebano? La verità è che probabilmente chi lavora a Meta sono degli incompetenti, perché cioè, censurare Barbero e non censurare i barbari eleganti penso che sia una follia. No, beh, cosa devi dire? Io Barbero lo stimo tantissimo come storico, come professore universitario. Quando parla storico medievale. Sì. Non sia, per l'amore del cielo, sia chiaro, il concetto era quello, nella sua professione. Quando parla di politica, diciamo che tende sempre ad essere poco imparziale e poco oggettivo. Diciamo che tende sempre a metterci il suo parere, a metterci un'affermazione che magari non è giusta, e a questo giro ha creato davvero disinformazione, perché pur di portare acqua al proprio mulino ha detto delle cose che non sono veritiere, banalmente. La censura è giusta? Ai fini della fake news effettivamente il protocollo è giusto. Ha senso censurare Barbero quando ci sono persone su X che riescono a far passare il presidente degli Stati Uniti come
una persona che è stata quasi fucilata da una persona che non esiste? Sì. No, Allora, probabilmente, Mark Violet. probabilmente no. Consigliamo quindi a Barbero, se deve dire una cosa non veritiera, di dirla su X, così almeno verrà riportata sicuramente come veritiera. Esatto. Cugino? Allora, due cose veramente velocissime, perché anche qui entriamo nel mio campo di competenza, Prego. finalmente, che è ovvero quello da storico, di quello che ho studiato, si fa per dire. Si fa per dire. No, comunque quello che volevo dire è che innanzitutto Barbero, come sempre, dimostra un'enorme carenza in quello che al di fuori di quello che è il suo campo di diciamo di specializzazione. Non a caso comunque è una materia totalmente diversa, ma anche banalmente nella storia contemporanea e storia moderna è decisamente carente rispetto a quello che sono le sue competenze, dove lì è veramente un intoccabile, cioè quelle medievali. Certo. Seconda cosa da precisare, che Facebook non è comunque un social di Stato. Facebook è comunque un'azienda privata. Quando tu ti iscrivi a Facebook, decidi di e poi tutto quello che riguarda il mondo di Meta, sottostare a un accordo, insomma, che di sottostare alle sue regole. Se il gioco così non ti piace, trovatene un altro. C'è X che è sicuramente molto più libero come ha detto il dottor Talebano, anche con il signor Mark Violet. Quindi chi aveva ragione? Aveva ragione chi diceva che era giusto che X censurasse Donald Trump, e quindi di conseguenza è anche giusto che Meta censuri Barbero. Certo, perché tu sei su un social privato, devi rispettare i termini e le condizioni di quel social, non puoi lamentarti se poi è qualcosa che va contro di te. Benissimo, magari ne parliamo dopo, ma ora dobbiamo andare con la prima canzone, ovvero Prince con la sua bellissima Bambi. E rieccoci su Radio Libertà con i Barbe Eleganti dopo Prince con la sua bellissima Bambi. Ci dicono dalla regia che dovremmo avere una chiamata. Buonasera.
Buonasera, ma credo che non sia un buonasera questo. Sono sempre Riccardo dalla provincia di Frosinone. Buonasera. Ossia dire, potete chiamarmi benissimo il signor italiano. Ma devo dire che sono molto incazzato nero per quello che è successo lo scorso lunedì, nonostante un vero e proprio profeta della cornetta si è permesso di insultarmi in diretta per ben 2 volte, da come ho capito. Si riferisce all'ascoltatore che ha ha chiamato per darle del cialtrone sostanzialmente. Sì, sì. Ah, Ma io ok. voglio complimentarmi con questa persona perché vedo che ha studiato molto bene il capitolo, cioè il dizionario degli insulti, essendo il primo della classe. Ma per quanto riguarda il dizionario del buonsenso, siamo rimasti all'anno 0, oppure forse siamo stati rimandati a settembre per ben 2 volte, caro signore. Comunque noi, signor Riccardo, ci teniamo a dire che noi ovviamente, come essendo lei un nostro ascoltatore, noi le diamo assoluta libertà di parola e assolutamente noi non condividiamo le parole del signore che ha chiamato, però in quanto Allo anche lui stesso libero, tempo, Radio Libertà, ognuno ha il diritto di esprimere il proprio parere, quindi anche lui ha il diritto Io direi di che critica. questo signore poteva parlare benissimo delle elezioni che ci sono state in Portogallo, piuttosto che insultarmi in diretta. Ma signori miei, ma qui vi state rendendo conto? Cioè, cari amici ascoltatori, l'avete sentito tutti, una persona che mi ha insultato tramite radio, definendomi un giastrone. Ma quindi lei come qui vuole abbiamo visto rispondere a una- quest'uomo? Come vuole risponderle? Ma innanzitutto ci sto pensando, forse facendoli, vediamo più là come risponderli, perché adesso ci sono i miei capitoli e poi alla fine di tutti i capitoli c'è una bella risposta per ma questo secondo lei signore. questo è un attacco, oltre che a lei personalmente, anche contro il suo movimento politico che è appena nato ed è un tentativo di affossarlo in questo modo? Ma certamente è un attacco, signori miei. Ok. Quindi sono i poteri forti contro di lei? Ci sono dei poteri forti contro di me, ma qui, signori miei, siamo a rischio di una terza guerra mondiale, e ve l'ho sempre detto. Ma Siamo a rischio di una sempre terza collegato guerra all'insulto o è un discorso a parte? No, è sempre per l'insulto, Ah. sempre per l'insulto. Siamo a rischio di una terza guerra mondiale. Poi esattamente vi ho parlato sempre della profezia della mucca rossa, ma Certo. c'è ancora un'altra profezia. Pensate, si parlava di una moneta unica, che sarebbe arrivata un'unica moneta che avrebbe portato alla distruzione mondiale dell'economia. Questa moneta è arrivata. L'euro. Questa moneta è arrivata, è dal 1997 che si parla di questa storia. L'euro. Dal 1997, quando il signor Mortadella insieme al presidente Ciampi hanno firmato d'accordo per far entrare l'Italia in euro. Tutte le altre nazioni hanno votato per un referendum e l'Italia non ha Lo so, però sui chiesto trattati il parere internazionali degli non si italiani. possono fare i referendum, è un articolo della Costituzione che dice così. No, poi meno potere di scelta diamo al popolo, meglio è. Cioè... Ma signori Soprattutto su miei, argomenti tecnici, poi vedremo a marzo come deciderà il popolo. 1936,27 in Italia. È una crisi totale per questi signori profeti. È una crisi totale per questi profeti della politica italiana. Sono dei grandi profeti, signori miei. Ma quindi lei vede l'introduzione dell'euro come collegato allo scoppio della terza guerra mondiale sostanzialmente? Ma certamente è legato a tutto. Si sono inventati il bonus monopattino, si sono inventati i banchi a rotelle, si sono inventati tutto. Ma invece mi dica, signor Riccardo, questo complotto che lei ci sta dicendo, diciamo, in cui è legato l'euro, ma è anche, ci sono dietro personaggi, diciamo, un po' scomodi e molto controversi come George Soros, ad esempio? Ma certamente che ci sono questi personaggi controversi. Che le ricordo che comunque ha svalutato la lira.
Ma certo che ha sabotato la lira. Quando ve lo diceva Giordano, tutti contro di lui. Mario Giordano. Tutti a dire che quello c'ha una voce a papera. No, per carità, è un illustre giornalista Mario Giordano, lo apprezziamo tutti. Ma lo apprezziamo tutti, ma vi posso rispondere a questo signore che mi ha insultato? Sì. Ma posso proprio rispondergli bene? Prego, prego. Allora, innanzitutto, io non so questo signore come vuole che io gli risponda, per il verso della vacca o quello del gallo. Ma nel dubbio gli risponde in tutti e due i modi. Ma una bella muggita ci vorrebbe a questo signore. Prego, prego. Si sfoghi pure. Ecco. Bene, grazie. Ma quindi, per concludere, Italia no è per l'uscita dell'Italia dall'euro? Ma certamente, lo dice anche Salvini che dobbiamo uscire dall'euro, lo dice benissimo anche il partito Italia Exit che dobbiamo uscire dall'euro. Altrimenti come si spiega che questo partito Italia Exit in inglese vuol dire uscita? Certo, no, sono d'accordo. Penso che non esista neanche più, va bene. Comunque, grazie mille al signor Riccardo dalla provincia di Frosinone. Io allora, per dire, io ho conosciuto il leader di questo partito Italia Exit, ci siamo conosciuti. Paragone? Sì, ho conosciuto Magone, ho conosciuto Gasparri, ho conosciuto moltissimi. Gasparri però credo sia di Forza Italia. Comunque, vabbè, comunque noi abbiamo un'altra chiamata, quindi dobbiamo salutarla. Comunque grazie per averci chiamato, chiami quando vuole. Ok, arrivederci. Arrivederci e grazie per il muggito. Dovremmo avere un'altra chiamata. No? Va bene, ok, perfetto. Invitiamo comunque l'ascoltatore a proseguire il dissing, perché tanto qui è bellissimo, l'informazione passa esatto. di secondo piano in quest'ora. Se l'ascoltatore che ha chiamato l'altra volta volesse richiamare per continuare questo dissing, direi che è perfetto. Esatto, se possiamo proseguirla fino a che non arriviamo in tribunale, addirittura sarebbe ancora più divertente. Ma ovviamente portati in causa come risponda a questo muggito, magari con un nitrito. Il signor Riccardo contro l'altro ascoltatore in tribunale sarebbe qualcosa di pazzesco, cioè che veramente i telegiornali non vedono dai tempi di O.J. Simpson nel caso mediatico più grande di tutti i tempi, quindi che altro si può dire? Meraviglioso. Cugino, sai cosa non si vede dai tempi di O.J. Simpson? Una notizia bella come questa. Jorund Victoria Alme, l'incredibile storia del norvegese normodotato che si percepisce donna disabile. Fantastico, siamo arrivati a delle vette mai toccate prima. Jorund Victoria Alme, direttore di banca, chissà come mai è sempre gente benestante quella che fa queste cose, però comunque, un piccolo opinione personale. Direttore di banca, è sposato e ha 2 figli. 5 anni fa è tornato a casa con una carrozzina e ha iniziato a viverci sopra. Poi ha confessato alla moglie di sentirsi anche donna e di soffrire di un disturbo dell'integrità corporea. Ovvero, pur essendo maschio normodotato, si percepisce donna e disabile. In Norvegia scoppiano le polemiche per i veri disabili spiazzati dal suo comportamento. Fino a dove ci porterà il politicamente corretto, commenta l'articolo. Cugino, noi che ovviamente siamo persone molto vicine al fatto che ognuno possa sentirsi identificarsi in tutto quello che vuole, ci mancherebbe. Come la vediamo questa situazione? No, allora, cioè, questo io diciamo è una notizia che soprattutto colpisce chi come me ha avuto un genitore che purtroppo a causa di un incidente è finito in sedia a rotelle, quindi ci sono evidentemente cose di cui magari bisognerebbe prima capire, prima di esporsi in questa maniera e di sentirsi una persona disabile, perché le persone che soffrono veramente di disabilità, probabilmente ne soffre anche lui, ma mentale. Ne soffre anche lui, ma mentale, probabilmente, perché per prendere una carrozzina e andarci in giro come se fosse un tuo diritto poterlo fare, e magari richiedere anche la 104 di Stato, aggiungerei. È certamente un'offesa è certamente un'offesa per le persone che veramente soffrono quella condizione, che soffrono la possibilità, soprattutto chi come per mio padre non ci è nato in quella condizione, ma ne è rimasto dopo un incidente. Diventa un qualcosa di molto bieco, di molto
come dire, sporco da parte di queste persone, perché non è più il tuo il dover rispettare quello che ti senti, perché se ti senti una donna va benissimo, non abbiamo mai giudicato su questo, ma se vuoi giocare a fare il disabile in sedia a rotelle, per favore cercati un istituto mentale anche piuttosto buono, perché ne hai davvero bisogno. Bene, sentiremo il commento del signor Talebano dopo un po' di jingle e i Funkadelic con Super Stupid. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Open your eyes, this is the world. Sic et non, una chiacchierata in libertà con ospiti e telefonate per chiarire, per indagare il politicamente corretto di oggi, per smontare le tesi del pensiero woke e per ragionare insieme all'insegna del buon senso. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Libertà dalle 12 alle 13. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net.
Rieccoci su Radio Libertà con i barbari eleganti, chiedo scusa. Ci dicono dalla regia che dovremmo avere una chiamata. Buonasera. Buonasera. Mi sentite bene? Sì, forte e chiaro. Perfetto. Salvatore da Taranto, chiamo per il caro amico Italiano. Prego. Ci delizi, prego. Ci delizi. Volevo semplicemente dire questo. Innanzitutto, come avete giustamente sottolineato con la notizia precedente, la disabilità è un qualcosa di serio ed è un qualcosa sulla quale è necessario riflettere. Certo. Nello specifico invece del signor Italiano voglio dire che innanzitutto gli ho dato del cialtrone semplicemente perché non ritengo credibile la sua proposta politica, posto che ce ne sia una. Fatta quest'altra premessa, voglio sottolineare ancora una volta come purtroppo l'eccesso di, l'incapacità di valutare la realtà dei fatti porta a dei commenti e delle determinazioni che sono lontane dalla realtà anni luce, perché è giusto che ci sia la libertà da parte di tutti di esprimere la propria opinione, ma proprio perché c'è questa libertà è anche giusto sottolineare quanto sia importante il vostro di lavoro, ossia rendere fruibile e divertente l'analisi di notizie serie. Per quanto riguarda il signor Italiano, è evidente che io la penso in maniera diametralmente opposta e mi piacerebbe per esempio sapere cosa pensa il signor Italiano del referendum che sta per arrivare, dato che sento nelle sue parole solo ed esclusivamente becero populismo. Vi ringrazio per lo spazio che mi avete dato, vi faccio i complimenti per la vostra trasmissione Grazie. e vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie mille. Chiami quando vuole, ovviamente noi diamo a tutti la possibilità di intervenire, anche di scannarsi tra ascoltatori, di fare quello che in questo periodo storico si chiama dissing, di litigare tra ascoltatori, perché questo è il bello di Radio Libertà e questo è il bello di questa trasmissione becera chiamata I Barbari Esattamente, Eleganti. l'unica cosa che mi sentirei di dire al gentilissimo spettatore che ascoltatore, perdoni, di non fare i complimenti a questa trasmissione perché è una porcheria, cioè la prego, no, è troppo, quello è troppo. A proposito di porcherie, ci deve dare la sua opinione sull'uomo che si sente donna disabile. Innanzitutto sulla donna disabile. Giusto. Cioè, Vorrei misgenderare. Per l'amor del cielo, prima di tutto. Seconda cosa, queste cose... Io capisco che in Norvegia sia molto più difficile ottenere un sussidio falso rispetto che in Italia, ma non arriviamo fino a questi livelli. Cioè non le basta lo stipendio da banchiere, davvero deve pure richiedere la 104. Ce l'ha fatta, ma lui è un visionario, perché il suo intento non era di ottenere l'invalidità per la carrozzina, ma di ottenere l'invalidità proprio il fermo così, così dentro in un manicomio senza fare niente, deve essere pure mantenuto. O magari la pensione qualche anno prima in quanto donna, non so adesso se in Norvegia come nella maggior parte dei paesi le donne vanno in pensione prima degli uomini. Ma magari banalmente non voleva più vedere i figli, ha detto sai che mi fingo una persona mentalmente instabile così che non posso avere la custodia manco per sbaglio. Ah, benissimo. Cioè, secondo me è proprio andata così, diretto. Per me è un visionario e sinceramente non trovo neanche nulla di cui scandalizzarsi, perché in Italia abbiamo visto decisamente di peggio. Beh, assolutamente sì. Bene, se non abbiamo altri commenti su questa vicenda, direi che possiamo cambiare notizia, andare avanti con le notizie. E beh, questo è interessante.
Il ladro non riesce ad aprire la porta, ci prova per un'ora e poi se ne va. Ma ha causato un bel po' di danni. Il tentativo di furto è stato ripreso dalle telecamere di un parrucchiere di Viterbo. L'uomo a volto coperto colpisce più volte il portone d'ingresso, ma senza successo. L'appello del proprietario: se passate davanti a una qualsiasi attività e vedete qualcosa di sospetto, avvisate subito le forze dell'ordine. Signor Talebano, pure i ladri di Viterbo sono diventati scarsi. Non c'è bisogno di fare un po' di ripetizioni? Allora, io chiaramente conosco delle persone sempre più o meno nelle zone dove Di Viterbo, bazzico quindi. un po' più giù. Un po' più giù, ok. Ecco. Va bene. Dove di solito bazzico, ecco. Profondamente sotto la linea gotica, direbbe il cugino. Mettiamola così, ecco. Io mi sento di dire una cosa a questo, diciamo... Ladro? No, assolutamente no. Perché il problema non è il ladro. Il problema è il commerciante. Perché non si dovrebbe più permettere di far perdere tempo a una persona che sta lavorando in questo modo. Cioè, un'ora, ma sa un'ora per noi partite a IVA quanto vale? Cioè, ma non si permetta mai più, magari le ha pure rovinato gli attrezzi per colpa di questa sua serranda fatta bene. Ma basta con la finta storia della partita IVA. Ammettilo, Talebano, voi ormai talebani non siete più partite IVA, siete degli statali, siete degli statali di merda che vivono da statali. No, non ti permettere mai più. Io ti porto in tribunale. Non ti permettere mai più di darmi dello statale e del cialtrone soprattutto. No, vabbè. non dello cialtrone, dello statale, perché sei uno statale. Ma non è affiliato il Cialtrone termine. è un insulto che però si può accettare. Statale di merda no, oggettivamente no. Cioè, non dirmi più una cosa del genere. Con tutti i sacrifici che ho fatto nella mia vita. Signor Talebano, se lei vuole portare in tribunale il cugino Vittorio per calunnie, ingiurie in questo caso, a mezzo stampa, io l'assisterò nella causa. No, per favore che me la fai pure perdere. Vabbè, dai. Cioè, se non ci si aiuta neanche tra amici. No, già mi ci vedo. Ai Barbari Eleganti la settimana dopo, scoop eccezionale, avvocato non laureato vince una causa in tribunale. Certo, e noi qua dibattere se avere la laurea ha ancora senso. Ma i giuristi servono davvero? Seppure uno studente può vincere le cause. Porterei un avvocato assolutamente di livello internazionale. Cioè? ChatGPT Plus. Ah, pensavo Alessandro Barbero. No, ChatGPT Plus, cioè pure la versione a pagamento, cioè non facciamo i tirchi. Beh, io pago di meno perlomeno. Cugino, i ladri sono diventati scarsi? Dovrebbero prendere ripetizioni dal Talebano? Beh, non lo so, il Talebano comunque chiudere magari le mogli in casa è bravo, quindi lui è più magari affine al commerciante, cioè che ha chiuso bene la porta rispetto al ladro che non è riuscito ad aprirla. Magari dovrebbe prendere ripetizioni dai suoi contatti nella città che si è visto prendere 3 babbane l'ultima domenica. Però non so a cosa ti stai riferendo. Non mi sto riferendo alla partita giocata all'Allianz Stadium di Torino domenica alle ore 18. Va bene, direi che può andare bene così. Ora, cugino, io ti faccio una domanda. Qual è lo scherzo peggiore che hai mai fatto in vita tua? Se ti viene in mente. Se no, faccio la stessa domanda al Talebano. Scherzo peggiore che ho fatto in vita mia? Non lo so, una volta sono riuscito a fare uno scherzo a mio fratello nascondendogli il portafoglio per diverse ore. Lui è stato lì a cercarlo, disperato, cose del genere. Ma uno non... scherzo normale. Sì. Lei? Mi è capitato una volta, diciamo, di far scattare una specie di alambe bomba in aeroporto, perché c'era la gente che continuava a dire Talebano, mi chiamavano tutti quanti così, allora la gente si è tutta quanta allarmata. Ma quale aeroporto? Il Berlusconi di Milano Malpensa o il Ben Gurion di Tel Aviv? No, diciamo il Berlusconi, perché se fosse stato il Ben non Gurion, ero qua a parlare. Esatto. Ma soprattutto riferito a quella persona, ovvero il giudeo di Luca Scognamiglio. No, dai, adesso andiamo avanti con gli insulti. Comunque, allora, allarme bombe in aereo, si alzano i caccia dell'esercito e scatta l'atterraggio di emergenza. Poi la scoperta era solo uno scherzo. Io non c'entro niente. Ho i miei dubbi, Bro, era solo uno scherzo, non te la prendere. 2 punti, lo scherzo. Dal meme alla realtà.
A far scattare l'allarme è stato un messaggio scritto per scherzo sul telefono di un passeggero. Un aereo della Turkish Airlines, partito da Istanbul e diretto a Barcellona, sempre Barcellona c'entra nelle notizie che riguardano gli aerei, è incredibile, ha effettuato un atterraggio di emergenza nell'aeroporto di Barcellona El Prat a causa di un allarme bomba. L'ente di gestione aeroportuale AENA ha confermato l'incidente in un messaggio pubblicato sui canali social, parlando di una generica minaccia in volo. Sono stati attivati i protocolli di sicurezza e le forze di sicurezza stanno valutando la situazione, ha segnalato l'agenzia, assicurando che i passeggeri del volo sono stati fatti scendere normalmente dall'aereo. Poco prima dell'atterraggio a Barcellona, la protezione civile della Catalogna aveva attivato in via precauzionale il piano Aerocat, mentre 2 caccia dell'esercito avevano scortato il velivolo durante la fase finale del volo. Ora, una persona matura direbbe: sei un coglione a fare uno scherzo del genere. Un barbaro elegante. Un barbaro elegante invece direbbe: ma secondo me hanno esagerato loro, dai, tutto sto casino per un messaggio alla fine. Uno scherzo tra amici, sono cose che si ma fanno. Ma poi per un messaggio, cioè non è che si è alzato in piedi a dire oddio bomba, sono questi qui che hanno intercettato il messaggio. Ma sì, ma poi c'è in realtà un vero professionista, cioè l'avrebbe dirottato tempo zero, cioè ho tantissimi amici che fanno e hanno fatto in passato queste cose, quindi non... Anche nel 2001. Soprattutto, il mio carissimo collega. No, niente, stiamo scherzando. Quindi dai, è un po' esagerato, alla fine è solo uno scherzo. Sì, anzi mi sento sinceramente anche un po' preso di mira, perché noi siamo professionisti, non lavoriamo così a caso, mi fa brutta pubblicità e rischio poi in futuro magari di avere problemi, perché magari dicono io non chiamo più questi qui perché sono dei nulla facenti, non sono competenti nel loro mestiere, non sanno neanche più far schiantare un aereo. No, siamo pienamente capaci. Esatto. A far scattare l'allarme è stato infatti un messaggio scritto per scherzo sul telefono cellulare di un passeggero, notato da un altro viaggiatore che ha avvisato l'equipaggio. Cioè, siamo pure nel ramo degli snitch comunque, ma se questo fosse stato veramente un vero talebano, cioè non sarebbe stato un po' come rovinargli il lavoro? Assolutamente sì. Cugino, come la vedi? No, allora, innanzitutto fatemi dire una cosa, cioè questi dementi dell'aeroporto di Barcellona che non si accorgono che è tutto un palese scherzo, perché dai, cioè il messaggio di dirottamento gli arriva al cellulare del passeggero ed è lì tranquillo a non fare un cazzo, cioè se fosse stato un dirottatore giustamente avrebbe agito tempestivamente per prendere il controllo dell'aereo. Mentre in quei cazzo di controlli all'aeroporto che ti fanno, se hai un cazzo di deodorante te lo considerano un qualcosa di pericoloso e te lo tolgono. Andate a cagare, aeroporto di Barcellona, andate a cagare. No, io mi sento di dire che comunque più o meno in tutti gli aeroporti ci sono delle procedure di controlli un po' blandi, perché se pensi che Luca Scognamio sia entrato e uscito illeso dallo Stato di Israele, trovo che sia terrificante questa cosa. Effettivamente. Beh, però possiamo dire che i catalani sono un po' permalosi, cugino? Ma permalosi no. È un argomento contrario alla causa catalana? Ma no, direi che chi lavora all'aeroporto e che non sa valutare bene le situazioni, perché insomma un messaggio così è cioè, lo capiamo noi tre che era palesemente uno scherzo e non poteva tranquillamente controllare uno degli non so, un pilota oppure un assistente di volo, controllare, verificare che era a tutti gli effetti uno scherzo e non far partire le procedure di antiterrorismo, i caccia, l'atterraggio. Invece vedi, qua ci si tiene tutto per sé e poi per fare gli eroi si va ad avvisare senza neanche verificare prima la verità di un fatto così grave, giusto perché si vuole fare gli eroi, ci si vuole sentire sempre come i protagonisti all'interno di un film, e finisce così un aereo che viene fatto atterrare per un messaggino mandato per scherzo. Possiamo andare avanti. È il mondo al contrario. È un mondo al contrario. Ultima notizia, penso a sto punto, poi magari se c'è spazio ne diamo anche un'altra, ma penso che sarà l'ultima. Detenuti prendono in ostaggio le guardie carcerarie, chiedono la pizza come riscatto. Doveroso. E qui mi chiedo, ma si mangia così male in carcere che... Beh, se vai
magari in qualche paese del Centro America non è detto neanche che ti diano da mangiare in carcere. Giusto, bisogna... El Salvador. Sì, e qua però, lì vicino. E qua però siamo in Svezia, che è un posto dove si parla di queste carceri magnifiche come se fossero degli hotel, insomma, è un po' cotto. Comunque dovremmo chiedere il parere dell'ottimo Mimmo e... insomma, conduttore dello Spazio Più, che un'altra trasmissione storica di Radio Libertà che si occupa di questo argomento, e sicuramente avrà piacere di discutere anche di questa cosa, e so che lui collabora anche con la polizia penitenziaria. Comunque, torniamo faceti. Detenuti prendono in ostaggio 2 guardie carcerarie per 9 ore chiedendo la pizza come riscatto. 2 detenuti hanno tenuto in ostaggio per 9 ore 2 guardie carcerarie svedesi e chiedendo appunto questa pizza come riscatto. I detenuti sono riusciti a introdursi nell'area riservata alle guardie. Entrambi i malviventi stavano scontando anni di reclusione per omicidio. All'inizio hanno chiesto un elicottero per fuggire. Subito dopo hanno contrattato con 20 pizze per loro e gli altri detenuti. Anche molto altruisti, cioè comunque vedi, pensano anche al prossimo. Esatto. Quindi, non hanno fatto del male a nessuno. Sono rimasti comunque lì dentro, l'hanno accettato di continuare a scontare la pena. E in più, ulteriormente, hanno anche offerto da mangiare ai loro amici. Io penso che questa cosa qua dovrebbe essere paragonabile un attimo a, diciamo, tutte quante le cose che possono accadere, tipo scioperi. Sì. Tipo scioperi che possono accadere nelle fabbriche, ecco, aumento di salari, miglior mensa, succede. Certo, se nel frattempo magari ti aggredisce una persona che è stata condannata per omicidio, posso comprendere Certo. che tu possa Certo. essere un po' titubante. Ma neanche diffidare così tanto. Beh, effettivamente. La pizza è stata consegnata ai detenuti alle 16:30. Alle 21:30 hanno rilasciato entrambe le guardie. Pensa se ponendo fine faceva al il dramma ritardo degli gliela ostaggi. portavano fredda. Ponendo fine al dramma degli ostaggi durato 9 ore. Le pizze sono state consegnate, nessuna delle 2 guardie è stata ferita e sono stati in grado di tornare in sicurezza alla loro famiglia. Ha detto la portavoce della prigione Stina Lyles. 2 detenuti sono stati portati alla stazione di polizia per essere interrogati per rapimento. Cugino, tutto è bene quel che finisce bene. Ma infatti, cioè, non c'è molto altro da aggiungere se non che dire che cade un po' il mito delle, appunto, come stavi dicendo, delle carceri perfette della Svezia e del Nord Europa. Effettivamente io ho delle foto, anche perché mi avevano fatto vedere delle foto delle detenzioni di Burzum, il noto cantante black metal che finì in carcere per omicidio, appunto. E effettivamente comunque sembrava non dico la stanza di hotel, ma di un ostello magari. Quindi... C'è sempre questo mito che nel Nord Europa le carceri siano un po' degli hotel. Ecco. Sì, e la cosa è comunque che ti fa riflettere che cosa gli aggiungeranno ai 15 anni che sconteranno, perché poi lì in Svezia, se non sbaglio, il massimo siano 15 anni di carcere anche per l'omicidio, quindi anche per questo gli aggiungeranno 6 mesi se proprio per omicidio ti danno 15 anni, sì. Cioè per rapimento di persona altri 6 mesi, quindi per una pizza direi che 6 mesi in più di carcere sono un buon compromesso. Poi dipende da come l'hanno presa, cioè le pizze del Nord Europa non hanno una grande reputazione, quindi magari avrei provato un kebab più che una pizza, dato che ormai sono un narcostato la Svezia, quindi... Bah, ma anche perché, insomma, magari gliel'hanno portata pure surgelata, quella presa al supermercato, quindi... Però tutto è bene quel che finisce bene. Bene, signor Talebano, lei come andrà avanti d'ora in poi? Quali saranno le sue prossime avventure in giro per il mondo? Beh, allora, diciamo che in questo momento sto lavorando abbastanza col presidente degli Stati Uniti, grandissima persona, sinceramente. Come lo sta trovando Donaldone? In forma comunque? Tra poco compierà 80 anni. Quindi... Ma è in forma, è bello carico, c'ha voglia di far saltare tante teste, c'ha tantissima voglia di petrolio e a me va benissimo, perché finché mi paga profumatamente... Io sono disposto a lavorare, a continuare questa collaborazione. Io nel caso consiglio al dottor Xi di pagarmi un pelino di più. Cioè, No, lei dovrebbe rimanere saldo un servitore dell'Occidente, però.
Io mi sono sempre venduto al miglior offerente, le ricordo. Prima Vabbè, di tutto. ho capito, Cioè, però. Io sono un mercenario. Quindi sotto insomma, sotto. appello del signor Talebano, caro Sci, Pagami di più. pagalo di più, così Che abbandona l'Occidente e va dall'Oriente. Esatto, se vuole prendere Taiwan, domani le porto un'armata direttamente dal porto di Napoli che non ha idea. E io, dopo queste dichiarazioni, non posso che dire ringrazio la redazione di Radio Libertà per averci ancora cancellato il programma. Per averci ancora Per non averci... Cugino, No, ho detto per non aver... Dillo bene. Sta dillo iniziando bene. anche lui a pensare che tutto questo sia una porcheria. Ringrazio la redazione di Radio Libertà per non averci ancora cancellato il programma. Oh, Cugino, chiudiamola qua. Salutiamo. Cugino, direi innanzitutto non mi lasciare anche, cioè non mi abbandonare anche No, tu, non no, passare no. anche tu al lato oscuro della forza. Scusa, ho avuto un momento da Joe Biden. Cugino, Ho ma iniziato tu a non hai confondere 80 il bene e il anni? male. Internamente, se guardiamo i gusti musicali e Dici non che- so... La cravatta poi soprattutto. Mi piace questa bella cravatta vintage, Ma, nuova. a quanto pare gli ascoltatori apprezzano, però Cugino, non le fanno più così, cioè questa è una vera ci sciccheria. sono più le cravatte di una volta. Ci sono- Esatto, ora le fantasie come sono, cioè sono banali. Guardate che bello. Cioè, alzati cugino, cioè falla vedere bene perché sei una signora cravatta che merita, Grazie cugino, grazie. Non le fanno più le cravatte così. No, no, Ottimo, con queste Antonino fantasie non no, assolutamente no. Benissimo signori, è tardissimo e dobbiamo salutare. Io ringrazio a tutti i nostri gentili ascoltatori che ci hanno seguito finora, anche quelli che ci hanno chiamato, anzi soprattutto quelli che ci hanno chiamato facendo degli interventi questa volta molto importanti, perché possiamo dire che forse è il primo dissing nella storia dei Barbari Eleganti tra ascoltatori. È fantastico, io adoro questa cosa e quindi ringrazio tutti per averci seguiti anche questa settimana in questa puntata numero 121. Ringraziamo il signor Talebano che è tornato con noi. E spero di non vedermi mai più. La rivedremo settimana prossima? Spero sinceramente di no. La rivedremo tra 2 settimane? Spero sinceramente di no. La rivedremo tra 3 settimane? Dipende un attimo dal lavoro. Ma aspetti la statale, che in realtà non lo vuoi dire, ma sei uno statale. Piano con gli insulti, cugino. Bene, quindi grazie e a settimana prossima e come sempre amici, Viva i piedi!